Ok. Una partita ancora e poi la regular season lascerà spazio alla ben più elettrizzante fase dei playoff. Un Luma Calcio già qualificato vuole tenere botta ad una Pro Evolution agguerrita e ancora alla ricerca spasmodica di punti, con l'obiettivo di riprendersi il secondo posto a discapito della Jolly Gum. Signore e signori, buonasera e benvenuti a Sport City, dal quale Marco Zinghini si appresta a raccontarvi Luma Calcio Pro Evolution Soccer, la quinta del Memorial Sgreccia. Partita che, come vedete, amici di Fanner, è già iniziata con la squadra del Luma che va a scagliare la prima palla oltre la linea bianca del fallo laterale, battuto in questo istante dalla Pro Evolution Soccer. 0-0, chiaramente siamo partiti da appena 50 secondi e la gara promette scintille, perché ricordiamo che essendo l'ultima partita del girone, l'ultima partita della regular season, specialmente la Pro Evolution, non tanto la Luma Calcio, ma specialmente la Pro Evolution ha bisogno di punti per provare a scavalcare la Jolly Gum e a farsi avanti nella zona dei playoff. Come dicevamo, per il Luma Calcio non ci sono problemi, invece, perché già sono qualificati saldamente in prima posizione di questo girone Sport City. Torniamo sul campo, dove è partita la Pro Evolution Soccer col suo attaccante che sul più bello si va ad incespicare, doveva scagliare la palla verso la porta, aveva perso il tempo giusto. Ancora la Pro Evolution che è partita agguerritissima, ci prova dal versante destro, pallone che torna tra i piedi del numero 4, si distende anche se non serviva all'estremo difensore del Luma Calcio e ha messo la palla fuori in calcio d'angolo, il primo della gara, il primo da quella parte, quindi battuto dentro a cercare un tocco che però c'è stato da parte degli avversari. Ancora la battuta del susseguente calcio d'angolo, palla che va a prendere l'esterno della rete e il portiere del Luma, Rostoa, che ha messo di nuovo in gioco per i suoi, che adesso governano col pallone tra i piedi lungo il versante destro, il tentativo di servire avanti immediatamente il capitano, pallone che era troppo forte per lui ed è terminato oltre la linea di fondo. Si riprenderà con la rimessa appunto dal fondo, già battuta. Porta palla finché gli è possibile il giocatore della Pro Evolution Soccer, poi serve il compagno. Con calma, tentativo di venire in profondità, intercettato il passaggio, palla che torna tra i piedi del capitano, che vediamo schierato dall'altra parte del campo rispetto a dove stava poco fa. Bellissima l'apertura, il cambio campo sul numero 7 che ferma la sua corsa, se la mette sul sinistro, allarga dall'altra parte, la conclusione respinta, rimane in possesso del pallone però la squadra del Luma Calcio. Ancora da quella parte, ancora un tentativo di tiro e ancora una volta respinto. Può partire il contropiede degli avversari e la palla che si va ad insaccare con il numero 7 Ciotta, che l'aveva portata poi con un colpetto la mette in porta per l'1-0 al terzo minuto di gioco. Quindi Ciotta ha sbloccato le marcature, ha sbloccato il match. 1-0 per la squadra della Pro Evolution Soccer. Era partito un ottimo contropiede, aveva saputo costruire un ottimo contropiede proprio il giocatore Ciotta. Poi con freddezza davanti la porta avversaria con un colpetto l'aveva messa dentro. 1-0 quindi. Provano subito a rispondere i ragazzi del Luma Calcio, direttore di gara che ha sanzionato un intervento e va a far rispettare al meglio il punto di battuta. Eccolo, vedete il direttore di gara vicino ai giocatori, fischierà lui, fa rispettare la barriera, conta i passi. Buona la posizione qui. Quasi tutto pronto per la battuta di questo primo calcio di punizione. Sul pallone c'è Abate, vediamo se va lui, probabilmente sì, è solo lui vicino alla sfera, chiaramente porta che è quasi totalmente coperta da due uomini e dallo stesso portiere che copre il primo palo. Ancora a sistemare meglio la propria barriera, il fischio del direttore di gara, il tiro respinto dalla schiena di Palazzo e palla che è terminata susseguentemente in fallo laterale, battuto immediatamente. Ricomincia da dietro, Abate riceve ancora palla, tanto si è mosso bene dall'altra parte il numero 2 con la testa di prima, serve ancora il compagno dentro, però viene intercettato il suo tiro. C'è subito la conclusione di Mastroianno, se non andiamo errati, sì, numero 10 della Pro Evolution, ha provato, tiro alle stelle. È ripartito ancora il capitano della Pro Evolution che cambia lato del campo, dove il compagno prova un tunnel, non riesce a superare Mastroianni e quindi aveva perso il pallone, però per sua fortuna il direttore di gara era intervenuto con un colpetto, ha segnato un calcio di punizione.
battuto immediatamente. Provano quelli della Pro Evolution, che comunque si muovono bene in campo. Attenzione qui, per poco non la perdono, sarebbero stati dolori. Lasciami, sono qua. Si riparte dall'estremo difensore Pasquale, che la tocca al difensore vicino. Con calma, con pazienza, la squadra in vantaggio può amministrare lo stesso. C'è Palazzo. Vediamo se decide di passarla, lo fa in questo momento. La conclusione, copre bene il primo palo Rostoaca. L'ha fatta sua, ha già rimesso in gioco i suoi. C'è Tempesta, palla allargata dall'altra parte del campo, si ferma, ricomincia da dietro, da Abate, l'azione della Luma, tiro rimpallato, sarà fallo laterale dall'altra parte, va a batterlo lo stesso capitano del Luma Calcio, già battuto, fa girare bene la palla adesso la squadra di casa con il tentativo di Tempesta di servire a destra, ha intercettato il passaggio, palla che non era rimasta dentro, fallo laterale già battuto. Tempesta la copre molto bene, però c'è un fallo assegnato. C'è proprio Tempesta sul punto di battuta. Chiaramente nel calcio a 5 ogni posizione è sempre pericolosa. Tentativo di rimettere dietro il pallone, respinto dal portiere Pasquale. Calcio d'angolo, il secondo da quella parte. Non c'è nessuno in area di rigore. Quindi decide di creare gioco ancora la squadra del Luma, molto larghe le maglie bianco-rosse, dialogano bene i due, ancora il pallone dietro, nella propria metà campo per quelli del Luma, poi allargato, il cambio di gioco a destra, questa volta un passaggio troppo forte, non può arrivarci nessuno, sarà fallo laterale. Pasquale con le mani, tocca al compagno vicino, poi c'è Palazzo, che ha spazio per portarla un po'. Si ferma, dialoga al compagno di reparto che gliela serve ancora. Alza le mani ad indicare il movimento ai suoi, il tocco davanti. Non ci arriva Mastroianni lì. Attenzione, un errore! C'era stato un errore nella battuta di questo fallo laterale, un altrettanto grosso errore da parte dell'avversario Mastroianni che non aveva trovato la porta. Riparte il Luma, 1-0 al 7° minuto. Il servizio in profondità per nessuno se non per il portiere avversario che la tocca ancora su Palazzo. Palazzo come al solito attende il compagno vicino, ha spazio per fare qualsiasi cosa in pratica. Poi riesce a liberare bene la squadra lì dall'altra parte. Tentativo di servire, ci mette il piede Abate, fa ripartire i suoi, ferma la sua corsa. Indietreggia, riesce ad aprire dall'altra parte, Tempesta, gliela tocca ancora, sbaglia l'appoggio. Mastroianni, una serie di spallate con l'avversario, alla fine alla meglio Tempesta, cerca di riconquistare il pallone Mastroianni, non è facile in quella selva di gambe. E con calma, quindi la Luma Calcio torna a ragionare, tenterà di inventare qualcosa. Abate, Tiziano questa volta, la tocca dietro, la gira su Tempesta, riceve ancora Battistoni, di prima il tentativo di servire dentro il mobile Tempesta, forse il più mobile dei suoi, attenzione, era uscita la palla, sarà fallo laterale per il Luma Calcio, 1-0, ricordiamo amici di Fanner il risultato parziale di questo match, quando siamo quasi al 9° minuto di gioco, partita piuttosto equilibrata, squadre che fanno ancora un po' di difficoltà forse ad uscire. C'era riuscita la squadra della Pro Evolution con un buon contropiede a sbloccare la gara, poi non è che si siano viste poi così tante ulteriori occasioni. Con il petto prolunga il pallone, Mastroianni ha servito l'autore del gol, riceve ancora Mastroianni, grande rispenta di Rostoaca. E ancora la Pro Evolution in possesso del pallone, palla allargata ancora una volta, la conclusione rimpallata, sarà fallo laterale. Era stato bravo l'autore del gol, Ciotta, per 2 tentativi consecutivi. Palazzo se la mette sul destro, forse pensa al tiro, poi si decentra, serve il compagno, se ne va dall'altra parte. E fermati ancora quelli della Luma in fallo laterale. Già battuto, Tempesta, prima da una parte poi dall'altra, molto mobile il ragazzo del Luma. Serve davanti il compagno che si libera bene, ritorna in possesso del pallone, il pallone dietro per il capitano che scaglia il pallone verso la porta. Tiro però leggermente al lato, con le mani, su Palazzo, che può ragionare, poi viene chiuso tra 3 uomini, cerca ancora l'azione personale, se la mette sul sinistro, ancora copre il pallone, ha praticamente tutta la squadra avversaria addosso, poi alla fine riescono a ripartire da dietro, con il lungo rinvio di
di mancino preciso qui per Ciotta. Ciotta che dà un'occhiata dentro l'area di rigore al movimento dei suoi, serve l'avanzato Palazzo che giocherella ancora col pallone, lo allarga dall'altra parte. Numero 5 che si libera agevolmente di un avversario, serve ancora Ciotta, buona l'azione da Pro Evolution. La palla dentro, tiro alla traversa e la palla che non entra miracolosamente, si rimane sull'1-0. Salvati dalla traversa e poi scheggiano ancora il palo con Palazzo. Incredibile questa azione ripetuta della squadra della Pro Evolution, ma si rimane sull'1-0. E adesso sono gli avversari a rispondere subito quello che devono fare. Ci mette la zampona Pasquale, l'allontana. Tempesta allarga a destra, la conclusione del numero 7 Abate ribattuta, approfittano della battuta di questo fallo laterale, già fatto. Tempesta ragiona, la tocca al compagno vicino che prova anche a scagliare subito verso la porta, palla al lato di poco. Ci sta sorprendendo la squadra della Pro Evolution Soccer che avevamo visto personalmente in due partite precedenti giocare contro quelli del The Best, che non era stato così facile per loro, avevano sofferto un po'. Questa sera sembrano molto più reattivi, sono ancora loro infatti in possesso del pallone. Con la suola del piede si riparte da Tempesta che allarga ancora sul numero 7, si libera bene di un avversario, ha un altro davanti, si trattava di Ciotta, gliela mette in fallo laterale. Battuto, Tempesta, la ritocca subito per il compagno col mancino. Abate, ricomincia dal suo compagno arretrato che va dentro. L'attaccante si gira bene ancora una volta, ci mette una pezza Pasquale. Si rimane sull'1-0. E si riprenderà con la battuta di questo calcio di punizione assegnato ai ragazzi in vantaggio. Ragionano palla al piede, tentativo ancora di venire fuori con Ciotta, questa volta non ha agganciato la sfera. La squadra della Luma in possesso di palla, Abate lungo il versante sinistro, cambia lato del campo dove c'è ancora Abate, possesso di pallone, aggredito dall'avversario, deve tornare indietro, toccato, guadagna anche un calcio di punizione. Si avvicinano i due giocatori, una spallatina e nulla di che, qualcosina da dire, nulla di che però, sembra già tutto finito. Già si è battuto il calcio di punizione, qui subito un duello tra i due. Si avvicinano anche i compagni, fanno da pacere, sembrerebbe tutto risolto tra i due ragazzi, nulla di che, un normale diverbio sul terreno di gioco che può sempre capitare. E nel frattempo c'è Tempesta che guarda negli occhi il suo avversario di fronte, poi la tocca al compagno vicino, si trattava di Abate, la tocca ancora su Tempesta. Tempesta stavolta prova a venire fuori col mancino, tocca un pallone verso l'area di rigore, deviato, guadagnano un calcio d'angolo, lo batte Capitan Abate che ricomincia dall'altro Abate, Tiziano, che può ragionare, prova anche a tirare, rimpallato il suo tentativo di tiro, ancora il pallone tra i suoi piedi, allarga. Capitano che la sistema se la mette sul mancino, ragiona, tanto lo coprono in due e deve per forza ricominciare dietro dalle parti di Tempesta. Tanto si muove, si libera lui venendo avanti sul versante destro, si va dall'altra parte però. Tentativo di cercare la profondità, alla fine Pasquale, attento, con le mani, la fa sua e indica subito ai compagni di ripartire. Tempesta qui anticipa l'avversario e guadagna anche un calcio di punizione. È il quinto, come ci dice giustamente il direttore di gara, siamo al quinto fallo. E siamo al 14esimo, amici di Fanner, in questa quinta e ultima giornata della regular season qui allo Sport City. Poi saranno play-off. Nel frattempo c'è una grande conclusione di Capitano Abate, il numero 10 l'ha messa dentro, davvero una botta furibonda. La tocca ma non riesce a respingerla il portiere e fa 1-1 al 14esimo. Anche a sorpresa è arrivato questo gol del capitano, mentre stavamo ricordandovi le caratteristiche di questo girone. Era stato battuto il calcio di punizione, aveva scagliato il capitano una botta verso la porta, aveva pareggiato i conti. Torna comunque subito la Pro Evolution Soccer a
farsi vedere col pallone tra i piedi. Si riparte dall'ultimo difensore in campo, che dice di venirgli vicino ai compagni. Poi ha toccato per l'autore del primo gol, Ciotta. Dialogano bene adesso gli ultimi 3 uomini della Pro Evolution. Il pallone toccato avanti, questa volta male, e palla oltre la linea bianca dell'out per il susseguente fallo laterale. Battuto dall'autore del pareggio, ovvero di Capitan Abate, Simone, perché in campo c'è anche un altro ragazzo con lo stesso cognome, ovvero Tiziano. Eccolo ancora, Simone. Al rilancio, questa volta troppo da lontano, intercettato, ne approfitta la Pro Evolution per risalire, ci mette la gamba ostacolando l'azione di costruzione degli avversari. Capitan, attenzione a questa conclusione nel frattempo, murata da Rostoaka, ha respinto, poi il secondo tiro non era andato a buon termine. Dicevamo che questo risultato va benissimo per i ragazzi dell'Uma, si mantengono così saldamente al vertice della classifica. Non è altrettanto positivo per la squadra della Pro Evolution Soccer, che ha bisogno di punti per tentare ancora la scalata verso i playoff. Con il conteggio del direttore di gara, battuto il fallo laterale, respinto, si avanza di un paio di metri appena. Ancora Russo dal punto di battuta, si sistema la sfera, indica i suoi qualche movimento, poi va a cercare la profondità con questo rilancio, non trova nessuno dei suoi però. Tempesta, ha spazio, aggredito, quindi riesce a superare un avversario. Buona questa iniziativa, abbatte la conclusione, questa volta all'esterno della rete gli dice di no. Siamo al 17° minuto di gioco, perfetta parità, anche dal punto di vista del gioco se vogliamo, amici di Fanner. Una partita che stenta in realtà a decollare dal punto di vista del risultato, squadre che comunque se la giocano a viso aperto. E nel frattempo c'è stata l'assegnazione di una rimessa laterale per i bianco-rossi. Si chiede di indietreggiare giustamente all'avversario. È ripartito intanto Tempesta, tocca per Abate, anticipato, attenzione a questa iniziativa. Ancora la squadra della Pro Evolution alla fine fermata. E il pallone che viene spedito direttamente dalle parti di Pasquale. Ha toccato adesso per il suo difensore più vicino. Si tratta di Russo, dialoga ancora con Pasquale. Se la toccano ancora i due. Tentativo di cercare la profondità, pallone colpito leggermente troppo forte, sarà fallo laterale per l'Uma. Ricordiamo che prima di questo match, questa sera si sarebbe dovuta giocare un'altra gara dello stesso girone, che era stata rinviata per motivi di organizzazione, e quindi rimane questa oggi l'unica gara da disputarsi di questo girone, appunto. Qui c'è stato il tiro respinto da Pasquale. Quindi qualsiasi risultato ne venga fuori questa sera, ci sarà da attendere ancora il recupero. Attenzione, nel frattempo si ritorna sul campo, la respinta questa volta con i piedi di Pasquale, calcio d'angolo. Chiede la distanza qui Capitan Abate e l'arbitro dice di attendere, ha qualcosina da dire con Tempesta. Si va con Abate, batte basso, allontanato il suo tentativo di servire un compagno. Dicevamo che qualsiasi risultato si verifichi questa sera bisognerà attendere forse domani, forse dopodomani, non è ancora molto chiaro, il recupero della partita saltata oggi per motivi di organizzazione, ovvero quella tra Jollycom e The Best. Sarebbe dovuta essere la prima gara di serata per quanto riguarda questo torneo, questo trofeo, e purtroppo invece si è dovuto rimandare. Tempesta, possesso di pallone, lo tocca al capitano che si gira bene, prova a ripartire, non è facile, fermato, fallo laterale. Ciotta, intercettato il suo passaggio, c'è spazio, attenzione, 2 contro 2. Poi è stato bravo qui il difensore della Pro Evolution, la perde ancora, azione dura di gioco, fermato con un calcio di punizione.
Mastroianni chiede il permesso all'arbitro, batte questo calcio di punizione, gliela toccano ancora, Mastroianni può ragionare, una serie di finte, se l'allarga, molto bene Mastroianni, allarga dall'altra parte per il compagno Russo. Tocca questa volta per il numero 4 che prova verso la porta, era attento lo Stoaca, rischia un po' fuori dall'area di rigore e alla fine riesce a disinnescare la miccia, può ripartire la squadra della Luma con Tempesta, ha toccato una quantità infinita di palloni. Si ferma, ragiona. Serve il compagno, un errore piuttosto grossolano, attenzione, il numero 4 Caruso, gli mura questa conclusione, il portiere avversario. Azione un po' confusionaria, momento un po' caotico del match, Russo prova a venire avanti, fermato, Tempesta, 2 contro 2, possono fare qualcosa di grande qui. Tempesta ancora, la tocca, l'arrivato, numero 7. Ovvero Tiziano Abate questa volta. Calcio d'angolo. La battuta, vicina. Si gioca in un fazzoletto. Alla meglio la squadra della Pro Evolution Soccer che si può distendere sul campo. Rischia qualcosina Palazzo, però è bravo a mantenere il possesso del pallone e a toccarlo a destra, a riceverlo ancora. Attenzione, provava a venire fuori ancora una volta lui stesso con il tacco. Era finito però il campo qui. Fermato in fallo laterale. Buona questa azione personale di Palazzo comunque, che riceve ancora adesso. Molto bella questa sorta di Veronica. Poi la tocca, Ciotta, riceve ancora, aggredito. Ci ha provato, poi con il tacco ancora lui a servire il compagno che gliela restituisce. Una finta, mette giù il portiere, il tiro, grandissimo gol. Grandissima rete di Palazzo, Gianluca che riporta in vantaggio i suoi. Era da qualche minuto che faceva delle ottime azioni personali e alla fine trova anche il gol. È il nuovo vantaggio della Pro Evolution Soccer al 22esimo. Qualcosina da chiarire in campo questi giovani ragazzi, forse a proposito dell'ultimo gol. Si avvicina anche il direttore di gara, va a fare da paciere. Un po' di nervosismo, sembrerebbe essere tutto chiarito. Intanto inquadriamo l'autore del gol, come vedete anche in disparte. Sta pensando solo al match Palazzo dopo quel gran gol realizzato poco fa. Si riprende quasi a giocare in questo istante, così si ripete la partita 2-1. Ancora un errore, può approfittarne il numero 10 Mastroianni, respinto il suo tiro, vicino al 3-1 il Pro Evolution che ci prova ancora, fa bene, una conclusione potente ma deviata. Attenzione, dall'altra parte combattono, bello il duello vicino alla nostra postazione, alla meglio questa volta il giocatore numero 4 della Pro Evolution, fermato, non c'è fallo, ancora, adesso non c'è un attimo di pausa. I biancorossi che ci credono devono quanto prima pervenire al pareggio, mettere a posto le cose. La conclusione e un po' fortunosamente qui c'è una deviazione dell'avversario che rimette le cose in parità. È 2-2 al 24esimo. Quindi pochi secondi fa c'è stata una deviazione direttamente nella propria porta da parte di un giocatore della Pro Evolution Soccer. Poco male, non ci sono problemi, la partita è ancora molto lunga, ci sarà tempo e modo di rimediare. Partita che rimane comunque avvincente, godibile. E nel frattempo c'è una pausa, se non abbiamo capito male, per un time out assegnato ai ragazzi della Pro Evolution Soccer. Qualcosina subito da chiarire, da dirsi col mister Mastroianni. Una serata molto calda questa sera qui a Sport City, un po' umida, ma ormai il periodo è quello che è e bisognerà aspettarsi parecchie volte di giocare con queste temperature e con questa umidità. Ricordiamo, ne approfittiamo per questo time out richiesto anche per ricordarvi della successione delle reti. Era andata in vantaggio prima la squadra della Pro Evolution con il numero 7 Ciotta, aveva pareggiato grazie al gol del suo capitano Abate la squadra del Luma Calcio
e pochi minuti fa era stato bravo Palazzo, anzi molto bravo a riportare in vantaggio di nuovo i suoi, realizzando il gol del momentaneo vantaggio. Si sta riprendendo quasi a giocare ed eccolo, pallone proprio per Palazzo, l'autore dell'ultimo gol. Con estrema calma, attende che gli si fa vicino il compagno. È stato così con Russo, gliela serve ancora. Russo, scusate, si trattava di Palazzo, che prova a rilanciare in profondità. Deviato il tentativo, però accorre sul pallone Russo, che lo controlla fino a che questo termina in fallo laterale. Guadagnato. Il tocco avanti, Ciotta riesce anche a ribadire verso la porta. Un debole tiro che era uscito fuori. Si riparte da Pasquale. Palazzo. Tocco lunghissimo e anche molto preciso. Non è riuscito ad agganciare Caruso, ma il tentativo di passaggio era stato ottimo. C'è un po' di minor vigore agonistico adesso e abbiamo fatto in tempo a parlare che è arrivato il vantaggio dell'Uma a sorpresa, un tiro che sembrava non poter rimpensierire nessuno, per quanto angolato, però davvero inaspettato, che si è andato ad insaccare alla destra di Pasquale per il 3-2 dell'Uma. Un attimo di sbandamento per la squadra della Pro Evolution Soccer. Nel frattempo un minuto di recupero quanto riguarda questo primo tempo del match. Palazzo deve fare ordine adesso la Pro Evolution Soccer, colpita a freddo e a sorpresa. Qui c'è un tocco, calcio di punizione. Battuto nelle retrovie della propria difesa, dove c'è addirittura il portiere che prova la conclusione, respinta, poi torna tra i pali Pasquale e c'è assegnato un altro calcio di punizione, sempre per la Pro Evolution Soccer, che può rimanere nella metà campo avversaria e tentare quanto prima di arrivare al pareggio. Però in realtà può usufruire di un tiro libero la squadra della Pro Evolution Soccer, perché erano stati raggiunti i falli che hanno portato appunto alla concessione del tiro libero. C'è Palazzo sul punto di battuta, possibilità di raddoppiare. La rincorsa, la concentrazione, Palazzo, forte ma alto, si rimane sul 3-2. E in questo momento viene anche sancita la fine della prima frazione di gioco. Primo tempo quindi che si chiude con il parziale di 3-2 per il Luma Calcio sulla Pro Evolution Soccer. Ricordiamo il susseguirsi delle reti, in vantaggio la Pro Evolution, il pareggio dell'avversario, il vantaggio ancora della Pro Evolution Soccer, pareggio e poi vantaggio del Luma. Eccoci tornati sul terreno di gioco numero 2 di Sport City, amici di Fanner, stiamo riprendendo con il secondo tempo di questo match tra Pro Evolution Soccer e Luma Calcio, terminato durante la prima frazione di gioco sul risultato di 3-2 per i ragazzi, per i biancorossi del Luma. Quasi tutto pronto, vedete il direttore di gara che fa segno ai portieri e si può riprendere con la battuta di Russo che fa rotolare il primo pallone del secondo tempo per la sua squadra. Con calma la Pro Evolution Soccer cerca subito di venire avanti. Palazzo tocca ancora su Caruso, ok, prova ad allargare, ci riesce a destra su Ciotta, autore del primo gol di questa gara. Qui ha capito tutto l'avversario, può ripartire col tentativo di servire un compagno. Ancora il Luma in possesso del pallone, Abate lo tocca per l'altro Abate che riesce ancora a liberarsi, era finito però il campo, palla in Prevolution, tocco su direttamente tra le braccia di Rostoaca. Abate lungo la linea destra dell'out, prova una sorta di tiro cross, chiaramente non c'erano compagni lì, si trattava effettivamente di una conclusione, al lato però. Appena al primo minuto e mezzo di gioco
e Pro Evolution che si trova ancora in possesso del pallone. Caruso lo allarga dall'altra parte, è partito nel frattempo Ciotta, si rimane dietro però su Palazzo che la tocca e la riceve ancora. A dargli fastidio c'era Capitano Abate, Palazzo la mantiene, la allarga a sinistra, riceve e tocca ancora. Piano piano però sta salendo in questo modo la Pro Evolution Soccer, ancora Palazzo con l'esterno del piede, tentativo di tiro completamente al lato, si rimane sul 3-2. Rostovaca, l'ha toccata a Tempesta che è partito subito, questa volta lungo il versante destro, buono il colpo sotto, Abate fa ordine mettendo giù questo pallone, si accascia, colpito sulla caviglia e non c'è fallo però, si continua a giocare, attenzione, no, era una finta se così si può dire. Comunque vi confermiamo che chiaramente il fallo è stato assegnato e si stanno chiarendo i giocatori in campo, tutto a posto. Si riprenderà quindi con questo calcio di punizione e pallone restituito, anzi. Si riparte con la Pro Evolution Soccer. Caruso in possesso del pallone, alza lo sguardo, c'è vicino il solito Palazzo, servito, indica di partire ad un compagno, poi va ancora al compagno vicino, che gliela tocca ancora, c'è un movimento poi lì davanti di Ciotta nel frattempo. Palazzo, protegge la sfera, ancora, è arretrato intanto Ciotta a difendere nel tentativo di Palazzo di venire avanti, ancora un'ottima azione personale, alla fine guadagna un fallo laterale. Rimane a terra il giocatore dell'Uma, si tocca il volto, speriamo non sia nulla di grave. Partita che sta attraversando un momento di relativa calma e forse qualche colpetto di troppo, nulla di grave, nulla di cattivo, però ancora a terra un giocatore dell'Uma. Abate, c'è Palazzo vicino a lui che si sta sincerando delle sue condizioni, lo aiuta ad rialzarsi. Bello questo gesto di fair play fra i due ragazzi. E sarà fallo laterale. Palazzo dal punto di battuta. Vedete Tempesta richiamare l'attenzione del compagno, di dirgli di andare subito a coprire lì su Caruso. Quasi tutto pronto per questa battuta. Palazzo la tocca dietro, Russo alle stelle. Un altro pallone in campo restituito a Rostovaca che lo tocca con le mani. Abate, tocca a Tempesta dall'altro lato del campo, col mancino prova per vie centrali a servire il compagno Battistoni. Ancora per Abate, il capitano questa volta, poi Tempesta, la dà ancora al suo capitano, che la serva avanti, di prima, il tentativo di cercare Battistoni, un po' di confusione lì nell'area di rigore, alla fine il pallone è tra le braccia di Pasquale, che ha battuto. Russo, da sinistra, prova a farsi sotto, ignora Palazzo vicino a lui, e pallone che termina rotolando lentamente oltre la linea di fondo. Sì, partita che, lo ripetiamo, adesso è ufficiale, sta vivendo un attimo di calma e forse questo va bene per i ragazzi in vantaggio dell'Uma, ma non tanto bene per la Pro Evolution Soccer che deve quantomeno prima possibile arrivare al pareggio. Palazzo capisce tutto, poi il pallone viene ritoccato ancora e c'è l'ennesima deviazione, un'altra deviazione questa volta di Caruso che la mette nella sua porta e se ne va a 4 reti adesso la squadra dell'Uma, 4-2. Partita in salita per quelli della Pro Evolution Soccer che
hanno perso forse un po' di vigore agonistico, non sappiamo dirvi. È rientrata un po' sulle gambe, un po' stanca nel secondo tempo la squadra della Pro Evolution Soccer, poco decisa forse, non sappiamo. Comunque fatto sta, 4-2 per il Luma, si ritorna dalle parti di Ciotta, che si gira, prova l'azione personale, gli riesce molto bene, poi si distende altrettanto bene Rostoaca e gli dice di no. Tempesta, adesso può con più calma organizzare le proprie folate, la squadra è in vantaggio. Qui c'è il tentativo di Caruso, sfortunato poco fa a toccarlo nella sua porta, pallone allargato, Ciofta, ancora gli dice di no l'estremo difensore. Tempesta, in mezzo al campo, ha diverse soluzioni, sceglie quella larga a sinistra dove c'è il tiro, respinto dal piedone di Pasquale, messo in fallo laterale. Si rimane lì e qui prova una sorta di tiro, forse voleva colpire la palla con l'esterno del piede il capitano del Luma Calcio, non gli va bene. Di nuovo la Pro Evolution, quindi, che deve affrettare i tempi. Ciotta si gira, ha spazio, si guarda attorno, decide di passarla al compagno vicino, Palazzo, che gliela tocca ancora. Caruso ricomincia da Ciotta, la tocca, non si intendono questa volta i due, fallo laterale per la squadra del Luma Calcio, battuto in mezzo dove il pallone l'ha ricevuto il capitano. Tempesta ricomincia da dietro da Battistoni e chiaramente non ha fretta la squadra del Luma, può gestire la partita adesso. Tempesta, vediamo cosa inventa, va ad allargare il pallone su Abate che prende la mira, prova il tiro, respinto da Palazzo, pallone che è tornato tra i suoi piedi, poi lo tocca a Battistoni che gliela tocca a sua volta. Qui c'è l'errore, può ripartire Palazzo, attenzione, palla al piede micidiale questo giocatore, frena la sua corsa. C'è poco movimento forse in suo aiuto lì davanti, prova un colpo sotto. E poi sotto porta, non è stato troppo convinto qui Mastroianni, non ha trovato lo specchio. Si riparte quindi da Tempesta, lungo la sua fascia. È toccata a Battistoni che cambia totalmente lato del campo. C'è un intervento, un calcio di punizione assegnato a quelli della Pro Evolution Soccer. Battuto, pallone per Caruso. Caruso, Ciotta che non trova di nuovo Mastroianni, può ripartire Battistoni. C'è ancora una deviazione e stavolta fortunatamente ci mette una pezza. Sarebbe stata vicina alla terza autorete la squadra della Pro Evolution Soccer, davvero un po' sfortunata questa sera. In questo caso però Pasquale è riuscito a disinnescare. Ciotta, tocca avanti, Mastroianni, prova direttamente il tiro, palo ed esterno della rete. C'era calcio d'angolo lì, non c'era stato il tocco di nessuno. Si riprende quindi con Tempesta e la sua iniziativa di ripartire, ostacolata. Mastroianni si gira di prima, chiude troppo lo specchio del tiro, palla che finisce al lato della porta difesa da Rostoaca. Si rimane sul 4-2, siamo appena al 10° minuto di gioco, potrebbe succedere ancora di tutto, anche se, ripetiamo, vediamo una Pro Evolution Soccer forse un po' poco cattiva. Tempesta si è incaricato della battuta di questo calcio di punizione. C'è Caruso vicino, adesso alla giusta distanza, batte Tempesta, trova Battistoni che ne ricomincia da Abate. La palla era fuori però, fallo laterale per la Pro Evolution Soccer. Palazzo, Ciotta, adesso come ultimo uomo. Caruso prova a girarsi, gliela porta via Tempesta, ha spazio, attenzione a questa iniziativa, aveva provato un colpo sotto, una sorta di lob e qui Tempesta, che adesso se la rimette ancora sul mancino però, la allarga dall'altra parte, arriva Battistoni, tocca il portiere, anche il palo forse, però la palla che si insacca per la quinta marcatura del Luma Calcio, 5-2 al 12°. Si fa dura, si fa davvero dura adesso per la squadra della Pro Evolution Soccer, sono 3 i gol di distacco, però la partita è ancora lunga. Si riparte, Ciotta, tocca dietro per Palazzo, provano ad allargarsi le maglie
blu e rosse della Pro Evolution Soccer, che dialogano nel proprio pacchetto arretrato, ma forse hanno qualche difficoltà a ripartire, a rendersi davvero pericolosi in questo secondo tempo. Ciotta, tanto è partito Caruso, intercettato qui, forse sarebbe meglio dire che gliel'ha battuta addosso, qui Ciotta nel tentativo di servire un compagno. Fallo laterale, può approfittarne per finire nella propria metà campo. Caruso, qui c'è stato un errore, Caruso ha guardato anche la porta, un tunnel, poi da dietro, dalle retrovie è sbucato Capitan Abate, che rischia qualcosina lì, ha rischiato davvero, anzi più di qualcosina. Palla messa in calcio d'angolo, già battuto. Ciotta, può ripartire la Luma con l'ennesima ripartenza di Pasquale, la respinta e la respinge anche 2 volte. Bravo questa volta il portiere, l'ha messa in corner. Battuto, Tempesta, la porta avanti, tiro rimpallato, arriva Pasquale, ancora un'azione un po' confusionaria lì al limite dell'area di rigore, messo giù Palazzo, calcio di punizione, già battuto, palla allargata sul Russo che prova a convergere, poi serve in sovrapposizione Mastroianni, colpito male questo pallone e palla al lato. Con questo parziale la squadra del Luma Calcio finirebbe a 12 punti, quindi un netto dominio di questo girone. Mastroianni può provare da quella parte, la conclusione, si distende molto bene Rostoaca, mette in calcio d'angolo ancora una volta. Battuto, si gioca ancora una volta in un fazzoletto. Un po' di confusione, poi interviene il direttore di gara e sanziona un intervento irregolare. Tempesta dal punto di battuta, lo tocca col mancino, perfetto e pennellato questo tocco, non riesce a mantenerlo in campo questo pallone Battistoni. Battuto Caruso, Palazzo, chiuso tra 3 giocatori, era difficile venirne fuori lì. Sotto la nostra postazione ancora Caruso, gliela tocca allo stesso Palazzo, gliela portano via e nello stesso punto ancora fallo laterale. Rimane nella metà campo avversaria la squadra del Pro Evolution Soccer, ha battuto in questo istante, Palazzo, pallone tra i piedi, con un rimpallo ne viene fuori, un tocco sotto molto bello e intelligente, Mastroianni la controlla ma non riesce a spararla verso lo specchio della porta. Calcio d'angolo quindi. Voleva il calcio d'angolo Mastroianni in realtà? Sì, tutto a posto, effettivamente sembrava ed era di fatto calcio d'angolo. La conclusione, ci mette il pedone Rostoaca, pallone che rimane lì, Palazzo ragiona, conclude l'intervento del portiere, poi ha allontanato dalla difesa questo pallone. Affretta i tempi la Pro Evolution Soccer, però c'è un giocatore a terra, si tratta dell'estremo difensore Rostoaca. Come si chiama? Elena, ti vuole Giovanni. Tre punti. Ancora a sincerarsi delle condizioni di Rostoaca, accerchiato nella sua porta, sembrerebbe essersi fatto male ad un ginocchio forse? Non capiamo bene da qui. Speriamo nulla di grave per il portierone della squadra in vantaggio, che si rialza adesso. Siamo al 15° minuto di gioco di questa ripresa, 5-2 per Luma Calcio sugli avversari della Pro Evolution Soccer. Si ricomincia, Mastroianni pensa al tiro, poi tocca a Caruso, si propone in avanti intanto Mastroianni, si è andati da Palazzo, Russo, respinto il suo tentativo di servire dentro questo pallone, guadagnato un calcio d'angolo, è salito anche l'estremo difensore, riceve la palla adesso, se la mette sul sinistro, prova, pallone che poi si perde oltre la traversa, ma si era coordinato anche bene Pasquale, la porta era sguarnita, ci ha provato qui
e prova una prodezza con cui respingere qui questo pallone, forse esagera questa volta. C'è il sesto gol della squadra dell'Uma, veramente una velleità qui dell'estremo difensore Pasquale. 9 più recupero. Avete sentito Pallone? Che è quello? il direttore di gara ricordare che mancano 9 minuti più il recupero alla fine di questo match, che adesso è saldamente, davvero totalmente nelle mani dell'Uma Calcio. Andiamo avanti, grazie. Si ricomincia con la centrata. Pro Evolution, possesso di palla. Un po' di delusione, un po' di rammarico nei ragazzi della Pro Evolution Soccer che provano ancora a venire avanti, però non è facile adesso. Caruso però si coordina bene, respinto questo tiro. Ci è andata vicino qui la Pro Evolution. Riparte. Squadra in vantaggio con un tiro da lontanissimo. Respinge Pasquale. Pallone che non era uscito fuori dal campo. Se ne è rimpossessato Palazzo. Continua a proteggerlo. Buona qui la finta, fermato con il corpo. E ha guadagnato un calcio di punizione. Prossimo è libero, grazie distanza. È là È lì il fallo, C'è da arretrare un pochettino. Giustamente il direttore di gara fa arretrare il giocatore. Si chiede la distanza e si ripartirà con questo calcio di punizione. Ok. Palazzo, la tocca a Caruso. Tempesta, è andato a chiudere in fallo laterale. 1. Caruso ancora con Palazzo a dialogare. Poi la perdono, attenzione a questa iniziativa, provava un lob qui, però ha colpito la faccia del portiere che si va anche a far vedere lì davanti. Mastroianni un po' indeciso col pallone tra i piedi, palla fuori, peccato. Certamente qui si sarebbe potuto fare qualcosina di più con quella ripartenza. Un po', forse un po' sazia adesso la squadra dell'Uma e ci incischia un po'. Abate. L'altro Abate, è salito Tempesta, servito. Tentativo dentro, poi con un tocco strano col ginocchio, non era riuscito a risbadire il rete Battistoni. Palazzo ha agganciato quel pallone, lo sistema, con il tacco serve il subentrante Ciotta, è finito il campo, riesce a mantenerla dentro Ciotta, allarga dall'altra parte, Mastroianni la ferma col mancino, con l'altro piede poi se la sistema, tocca per Palazzo, messo giù, calcio di punizione. La posizione questa volta è interessante. E come vedete si allontanano tutti dal punto di battuta, rimane soltanto il giocatore russo per la Pro Evolution Soccer perché si tratta di tiro libero. Può accorciare le distanze. La squadra è in svantaggio. Russo, la rincorsa, tiro, respinto, torna sui piedi di Palazzo, quel pallone, respinto ancora, nulla da fare. Bravo Rostoaca. Riparte, Abate, attende l'avanzata dell'altro Abate che prova a concludere. Pasquale combatte un po' col pallone, riesce a mantenerlo, a far ripartire i suoi che gliela toccano ancora, la tocca ancora per Palazzo, se la sistema Palazzo e va a realizzare al 20° il terzo gol per i suoi. Siamo sul 6-3. Doppietta per lui questa gara. Palazzo un po' scontento forse per la prestazione dei suoi. Per quanto riguarda i migliori in campo, forse Tempesta per ciò che concerne il Luma Calcio e forse chissà proprio Palazzo per gli avversari. Abate a ragionare, è salito Tempesta, lo ignora Abate, va dall'altro Abate che sbaglia l'appoggio per Tempesta, ne approfitta Palazzo che si guarda immediatamente attorno, tocca per Russo, ha spazio, prova la conclusione, Rostoaca ci mette una pezza. Capovolgimento di fronte, Mastroianni qui, decisivo e tempestivo là dietro a toccarla al suo portiere, è ripartita la Pro Evolution Soccer, ancora Palazzo, aggredito, combatte, mantiene il pallone tra i piedi,
fa la finta di tirare, tira in un secondo momento e realizza però questa volta un gran gol, il terzo personale, e si rifà sotto adesso anche abbastanza prepotentemente la squadra della Pro Evolution Soccer. 6-4, amici di Fanner, adesso il computo delle reti. Si era aperto improvvisamente il match, non manca molto, però non si sa mai. Una partita di calcio a 5, anche in pochi minuti, può sempre dire tanto. Può succedere di tutto. Abate, Tempesta. Ancora lontano su Abate che cammina lungo l'out di destra. Mastroianni, il duello, mantiene la palla in campo, la mantiene anche tra i piedi. Mastroianni vede Palazzo, lo serve, aggredito, va giù, calcio di punizione. 22 minuti primi, ancora una buona possibilità per quelli della Pro Evolution Soccer che adesso fanno bene a crederci un po'. E c'è ancora un tiro libero, giustamente perché adesso, dopo il quinto fallo, è tiro libero. Sul punto di battuta questa volta c'è Mastroianni, che può davvero riaprire la gara. Quasi tutto pronto, direttore di gara che dice di allontanarsi ai giocatori vicino al punto di battuta. Mastroianni guarda la porta, guarda il pallone, la rincorsa, la botta con il destro centrale, respinge lo Stoaca, il pallone che rimane lì, ancora con il piede, lo Stoaca. Si rimane sul 6-4, nulla di fatto quindi, può ripartire il Luma, la porta è sguarnita, con il tacco alla fine riesce a realizzare praticamente a porta vuota il giocatore Battistoni e va a fare il 7-4. Da un ipotetico quinto gol della Pro Evolution Soccer ne arriva invece alla fine il settimo per il Luma Calcio. E forse è stata questa la marcatura decisiva che pone fine all'incontro, perché adesso sono di nuovo 3 i gol di differenza tra le due formazioni. Sembrerebbe proprio di nuovo essere dura il tentativo di rimontare questa partita. Comunque non si sa mai, di nuovo la Pro Evolution Soccer in possesso del pallone. Ciotta da dietro, guarda dietro prima il suo portiere, poi va da Palazzo. Caruso combatte, prova a venirne fuori da quella posizione, non era facile, aggredito dall'avversario. Estrema calma, squadra in vantaggio, battuto, Abate, può salire liberamente, squadre lunghissime adesso, tentativo di servire qui Battistoni, anticipato dall'avversario, ci sono molti spazi liberi in campo, Simone la gira dall'altra parte, sull'altro Abate che prova il tiro, ci mette le manone qui Pasquale, veramente un bel tiro. Al 24esimo, battuto il corner, Tempesta sul pallone, giocherella con entrambi i piedi, poi viene chiuso da Palazzo, riesce a servire il pallone dall'altra parte dove c'è un buon tiro di Abate, Tiziano, respinto. Pro Evolution Soccer che prova a rimettere il naso nella metà campo avversaria, forse in quella che potrebbe essere una delle ultime occasioni. Caruso, tocco per Palazzo. Tempesta lo tiene, Palazzo forse qui esagera, può ripartire il contropiede. Pasquale che sta giocando praticamente 20 metri fuori dalla sua porta, aveva intercettato, però adesso è di nuovo pericolosa l'iniziativa, a porta vuota, ci mette il piede alla fine Caruso e salva il risultato. La porta era sguarnita. Battuto, tiro e gol. Va a realizzare questa volta Battistoni al 25esimo. Totale facilità. Questo nuovo gol è arrivato per il Luma. 8-4. Un parziale che però sta per diventare il risultato definitivo della gara. Si riprende a centrocampo, Palazzo. Prova a portarla da solo. Una serie di finte, copre il pallone, alla fine glielo portano via. Tempesta, può ripartire. Sembrava voler ricominciare da capo, invece allarga a sinistra su Abate, il capitano che cambia lato del campo.
mette giù l'altro Abate, si tratta di Tiziano, perde il pallone, servito davanti Palazzo che provava a servirlo di prima, non è andato a buon fine il suo tentativo. E poi Tempesta protegge la palla mentre che essa termini fuori dalla linea bianca. Abate finta il cross lungo, decide di andare basso dall'altra parte, dove c'è il compagno, l'altro Abate, che gliela tocca ancora. Sciotta, intercetta, può ripartire, ha spazio davanti a lui, addirittura arriva in porta, conclude e fa anche un bel gol. Il quinto per la Pro Evolution Soccer al 26esimo, siamo sull'8-5. Partita ricchissima di gol. Squadre che nel secondo tempo si sono comunque totalmente sbilanciate, possiamo dire un po' di tutto. E mentre il Luma è riuscita però a rimanere più compatta, quelli della Pro Evolution Soccer hanno sbandato un po'. Comunque si è ripreso a giocare. Abate, il tocco addosso all'avversario che può ancora provare qualcosa, c'è un intervento ed un calcio di punizione assegnato. Sarà ancora tiro libero, tra l'altro. Vediamo se riprova proprio Palazzo. Sì, è proprio lui. Capitan Mastroianni chiede di lasciarla al compagno Vito. Vediamo se invece andrà lo stesso Palazzo, come sembrava in partenza. È lui, la rincorsa, uno sguardo al portiere. La botta, la tocca, il portiere la mette in calcio d'angolo. Però in questo istante c'è anche il triplice fischio, amici di Fanner, finisce 8-5 per il Luma Calcio sui ragazzi della Pro Evolution Soccer. Quindi Luma Calcio che vola a 12, praticamente saldamente in zona playoff.